Da paese simbolo di un'emergenza sanitaria che ha stravolto il mondo, primo cluster veneto, ad esempio virtuoso di come il contagio si possa contenere. Voi Euganeo dopo quasi 3 mesi vede la luce fuori dal tunnel. Nel piccolo comune dei Colli Euganei è rimasto solo un positivo e poi sarà finalmente Covid free. Risultato di uno screening importante, anzi di due screening importanti che hanno permesso di azzerare il numero di positivi a Vo. La chiusura delle 2 settimane attraverso il cordone sanitario ha fatto maturare a Vo nei cittadini di Vo un grande senso di responsabilità, unita tra l'altro alla volontà di recuperare quell'immagine iniziale di Vo, che non era sicuramente positiva. Grazie alla decisione del governatore Luca Zaia e alla geniale intuizione del virologo Andrea Crisanti, l'intero comune il 22 febbraio venne sottoposto a tampone e poi nuovamente decise di sottoporsi ad un secondo screening che provò l'efficienza dell'aver isolato e scovato i positivi asintomatici. Solo così i contagi vennero limitati a 88 persone e solo 3 i decessi. Quando anche l'ultimo positivo si negativizzerà, non ci saranno feste in paese, ma ognuno brinderà in casa al successo con il vino dei Colli Euganei. Stapperemo 3.200, una bottiglia per ogni abitante. Il sindaco Giuliano Martini, farmacista del paese, è orgoglioso dei suoi concittadini che ringrazia di cuore per l'esempio dato al mondo intero. Un grazie particolare va ai bambini che si sono sottoposti anche al terzo esame, quello del sangue, piccoli volontari ma con un grande senso di responsabilità. Un ringraziamento a tutti i bambini e tutti i genitori che con un senso proprio ma anche di ringraziamento nei confronti degli operatori della sanità veneta, che ha permesso di salvare molte vite umane. E direi che molti bambini di Vo molti di loro hanno ancora i nonni, perché sicuramente se questo non fosse stato fatto, se i 2 screening non fossero stati fatti, piangerebbero sicuramente qualche nonno in più. È un senso di riconoscenza reciproco, un senso di gratitudine.